buonasera, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. A Messina caccia allo stupratore che ha abusato di una quindicenne nella centralissima piazza Cairoli. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La giovanissima, profondamente scossa, ha avuto la forza di denunciare lo stupro. Sequestrato il gommone noleggiato dagli amici di Simone Latorre, ucciso dalle eliche durante una gita in barca al largo di Mondello. Secondo i testimoni, chi era alla guida al momento della tragedia non aveva la patente nautica. Sangue sulle strade siciliane, 2 morti in 2 incidenti a Licodia Eubea e a Favara. A perdere la vita una bimba di 2 anni e un ragazzo di 15. Incendio nella zona industriale di Catania, attesi i risultati dell'ARPA per il rischio diossina. I sindacati chiedono più sicurezza. I siciliani fanno i conti con il caro vita anche in vacanza. Addio alle villeggiature che duravano settimane e contro i costi più alti degli ombrelloni tanti preferiscono le spiagge libere. A Catania, tra Verde, Arredo Urbano e Fontane, debutta una splendida piazza dove c'era il fatiscente edificio dell'ex ospedale Santa Marta. Calcio, le dirette in chiaro del Catania ancora su Telecolor. La nostra emittente si aggiudica i diritti per trasmettere in esclusiva, gratis e in chiaro sul territorio regionale 6 partite in trasferta, oltre alle differite di tutte le gare dei rossazzurri. Ancora ben trovati, lo avete sentito, a Messina e caccia allo stupratore che avrebbe abusato di una ragazzina di soli 15 anni nel centro della città, nella centralissima piazza Cairoli. La violenza avvenuta sabato notte. Sentiamo Francesco Triolo. Gli investigatori della squadra mobile di Messina stanno acquisendo e passando al setaccio tutte le videocamere di sorveglianza della zona di piazza Cairoli per cercare di ricostruire l'aggressione denunciata da una quindicenne nella notte tra sabato e domenica. Dalla visione di quei filmati gli agenti contano di capire cosa sia avvenuto. La ragazza, condotta in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico, aveva confidato ad un medico di aver subito una violenza da uno sconosciuto, lo ha fatto in lacrime e il medico ha prima avvisato i familiari e poi allertato il punto fisso di polizia del pronto soccorso, avviando la procedura del codice rosso prevista in questi casi. Cosa sia accaduto poi sarà compito di polizia e magistrati appurarlo. È stato allertato sia il procuratore dei minori, il magistrato Andrea Pagano, che la procura ordinaria, considerato che l'aggressore potrebbe essere maggiorenne. La giovane aveva trascorso la serata con delle amiche che sono state già sentite e poi il gruppo si sarebbe trasferito a piazza Cairoli, dove sarebbe accaduto tutto. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Messina Federico Basile, che dopo aver espresso la vicinanza alla vittima e alla famiglia ha assicurato che l'amministrazione seguirà la vicenda con la massima attenzione. Messina, ha detto, deve essere e restare una comunità sicura. È stato sequestrato il gommone noleggiato dagli amici di Simone Latorre per una gita in barca al largo di Mondello. Il giovane di 23 anni è morto dopo essere caduto in acqua e ferito dalle eliche del motore. I militari della Capitaneria di Porto avrebbero accertato che il natante è stato noleggiato da uno dei giovani in possesso della patente nautica, ma al momento della tragedia a bordo non c'era nessuno in possesso di questo documento. Ci sarebbe stato un brusco movimento e Simone, seduto sul gommone, sarebbe scivolato. Oggi sono stati celebrati i funerali a Monreale. Ancora sangue sulle strade siciliane, 2 i morti in altrettanti incidenti a Licodia Eubea e a Favara. Nel primo a perdere la vita una bimba di 2 anni, nell'Agrigentina invece è morto un ragazzino di 15. Orazio Longo. Uno scontro violentissimo, frontale, tragico. Una bambina di 2 anni ha perso la vita e i suoi genitori sono gravissimi in ospedale. Teatro dell'incidente, la strada statale 514 Ragusa-Catania. La famiglia originaria di Comiso viaggiava a bordo di un'auto che si è scontrata contro un minivan con a bordo altre 3 persone rimaste ferite. L'impatto è avvenuto in territorio di Licodia Eubea intorno al chilometro 27, completamente distrutta la lanciamusa sulla quale viaggiavano. La bambina è morta a causa dei politraumi riportati. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco
di Caltagirone per estrarre i corpi. I genitori della bambina sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali di Caltagirone e di Catania. Indaga la Polstrada di Ragusa. I veicoli sono stati posti sotto sequestro, un bilancio pesantissimo che si aggrava con l'incidente avvenuto a Favara nell'Agrigentino, dove un ragazzo di 15 anni, Samuele Messina, è morto a seguito di una caduta in scooter mentre percorreva la via Cicero e De Francisca, l'arteria che collega lo stadio comunale con il liceo statale Martin Luther King. Il ragazzo è deceduto in ospedale, dove è arrivato in condizioni critiche, trasportato da un'ambulanza. Tutto ancora da accertare le cause dell'incidente. Sembrerebbe che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo finendo sull'asfalto e sbattendo violentemente la testa, da capire perché avrebbe perso il controllo. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. Fatale è risultata l'emorragia cerebrale post-trauma cranico. Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri di Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha espresso la vicinanza della comunità alla famiglia. È stato commemorato oggi al Policlinico di Palermo il medico e docente universitario Paolo Giaccone nel 43esimo anniversario dell'assassinio per mano della mafia. Ricordarlo non è un atto formale né un semplice dovere istituzionale, è una necessità morale, ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. E adesso torniamo a parlare dell'incendio nella zona industriale di Catania. C'è attesa per i monitoraggi dell'ARPA, l'azienda regionale ambiente, sul rischio diossina. Intanto i sindacati chiedono più sicurezza. Sentiamo. Dopo le fiamme adesso si fa la conta dei danni e si aspetta il risultato dei monitoraggi dell'ARPA. È probabile che la diossina si sia sprigionata nell'aria, ma bisognerà valutare le ricadute al suolo, spiegano gli esperti. Il vento, i fenomeni meteorologici e atmosferici influiscono sulla reale pericolosità della nube tossica, quella che si è formata, come si vede dalle immagini, sabato scorso nella zona industriale di Catania a causa dell'incendio di un'azienda della Quinta Strada. Il grado di allerta rimane di macroemergenza. L'ARPA ha installato un campionatore ad alto volume per il monitoraggio della qualità dell'aria. Le procedure standard in occasione di incendi prevedono la ricerca di diossine, IPA e PCB, le sostanze che generalmente possono formarsi a seguito di eventi di questa natura. Sono stati prelevati anche 2 campioni di aria mediante canister per la ricerca di composti organici volatili. Ma non mancano le polemiche. Episodi come questo devono ricordarci che la prevenzione è la prima e più importante misura da adottare per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori dell'ambiente e della comunità. Il rischio di atti dolosi purtroppo è sempre dietro l'angolo, dice il sindacato UGL di Catania, che chiede all'ARPA e al sindaco di Catania di attivare tutte le misure di monitoraggio e controllo necessarie per garantire la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle migliaia di lavoratori che ogni giorno si recano nella zona industriale. È approdata nella notte a Napoli la motonave Raffaele Rubattino, partita da Palermo ma bloccata poi in mare per una avaria ai motori causata da un principio di incendio subito domato dall'equipaggio. Sbarcati 152 passeggeri e i veicoli che erano a bordo del traghetto della compagnia della Tirrenia. La Capitaneria di Porto di Napoli sta svolgendo come da prassi accertamenti tecnici. Intanto c'è la denuncia di Francesco Foti, segretario generale della FIOM CGIL Palermo e Sicilia, che dice è l'ennesima tragedia sfiorata. Si tratta di traghetti vecchi varati negli anni 2000. Non solo il Raffaele Rubattino ma anche le grandi navi veloci sono navi vecchie, obsolete, incidentate, riparate più volte, oltre che inquinanti al massimo. Nuovo allarme della Sea-Watch, la ONG che segnala di avere a bordo una donna incinta che ha bisogno di un cesareo d'urgenza. La donna è stata soccorsa questa mattina assieme ad altre 66 persone. A bordo si sono rotte le acque, adesso mamma e bimbo rischiano la vita. E adesso parliamo del turismo, del caro turismo. I rincari modificano le abitudini dei siciliani che adesso si accontentano di spezzoni di vacanza. Sentiamo gli umori raccolti da Tonino De Mano. Ci sono quelli che si fanno il prestito per andare in vacanza. Io non l'ho mai fatto. Se c'è i soldi faccio le cose, se non c'è i soldi non faccio niente. Caro vita, caro turismo, caro spiaggia. Gli aumenti a raffica tolgono il sonno agli italiani e modificano persino le loro abitudini. E se un tempo ad agosto le città chiudevano per ferie, oggi chi va in vacanza non può permettersi 3-4 settimane, ma solo pochi giorni, spesso concentrati nei fine settimana. Un weekend, 3-4 giorni,
massimo. E adesso 3 giorni, non di più. Io è 2 mesi che sono in vacanza, perché sono insegnante e quindi di fatto passo le vacanze qui interamente perché per me è il posto più bello del mondo. Ma ti appoggi da qualcuno? Sì, ho la casa da Cireale. Se uno ha la casa di proprietà, ovviamente ammortizza tantissimi costi. Adesso se ci va limitatamente, ma noi abbiamo in Sicilia tutto, bene o male la gente se ne va a spiagge libere, cose perché si risparmia, perché non si ci arriva più mensilmente e tutto. Chi sceglie il mare deve fronteggiare i rincari applicati dai gestori dei lidi balneari, anche se la Sicilia resta un'isola felice. Sulla zona di Lettoianni vado spesso a fare il bagno e sono ancora umani. Paragonati poi ai prezzi del nord Italia che vedo in Liguria, in altre regioni dove a volte vado a fare il bagno prima di venire a Catania, ancora si ragiona. A Catania, a chilometro zero, c'è però una soluzione. C'è sempre la spiaggia libera, che consiglio? Io preferisco la spiaggia libera, così risparmio. E chi c'ha soldi va in vacanza, chi soldi non ce ne sta a casa. Intanto c'è un aggiornamento per quanto riguarda una notizia che vi abbiamo dato pochi minuti fa. Dopo 4 ore di attesa e di rimpallo tra Italia e Malta, la donna partoriente è stata prelevata da Sea-Watch da un elicottero partito da Lampedusa a destinazione Trapani. Per 4 ore il personale medico di Sea-Watch ha assistito madre e nascituro a rischio soffocamento per una grave e rara complicanza sopraggiunta durante il parto. Lo fa sapere appunto l'ONG. E adesso invece andiamo a Mondello. Malgrado le resistenze, i tornelli installati per regolare l'accesso dei bagnanti nelle spiagge in concessione andranno rimossi. La vicenda è diventata un caso politico e ora il governo regionale conferma che sono abusivi. Desiree Ferlito. Staccionate e tornelli non possono stare nelle spiagge, che non possono starci staccionate e che quindi storicamente portiamo a casa un risultato fondamentale. È confermato, i tornelli installati a Mondello per regolare l'accesso dei bagnanti nelle spiagge sulle aree in concessione andranno rimossi. Era diventato un caso politico il loro utilizzo che cozzava con la fruizione libera del mare, diventato sempre più raro. Tutto è partito nei primi giorni di agosto con una lettera inviata al demanio dal deputato di controcorrente Ismaele Lavardera per denunciare la spiaggia negata a Palermo. Qualche giorno dopo è scattato un blitz della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. I finanzieri hanno filmato e fotografato tutti i varchi di accesso al mare, liberi e non, in attesa di ricevere dalla Regione copia di tutte le concessioni balneari di Mondello per analizzarle una per una, fino all'ordine del giorno approvato dal governo che ne conferma l'abusività. Cosa succederà adesso? Chiediamo all'assessorato regionale ambiente e territorio che possa intervenire immediatamente per far sì che coloro i quali utilizzano la spiaggia come se fosse cosa privata si possano ricordare che la spiaggia è di tutti. E se la questione dei tornelli ha infiammato le spiagge palermitane, il caro spiagge anche da queste parti è una realtà. A confermarlo i lidi semideserti a pochi giorni dal Ferragosto. Dai 6 euro a persona soltanto per un fazzoletto di sabbia senza alcun servizio, fino alle postazioni con ombrellone e lettini a peso d'oro. Intanto c'è una risposta da parte dell'amministratore delegato della società italo-belga concessionaria di un lungo tratto del litorale di Mondello che dice: i tornelli ci sono da 10 anni, non impediscono l'accesso alla battigia, sono stati posizionati per migliorare l'organizzazione interna dei dipendenti e anche per una maggiore tutela dei bagnanti. È stata sollevata una polemica che ci amareggia, siamo un'azienda storica con più di 120 anni di vita, gestiamo una spiaggia meravigliosa ma difficile soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Andiamo a Catania, una splendida e accogliente piazza al posto del fatiscente edificio dell'ex ospedale Santa Marta, l'elogio alla bellezza del ministro Musumeci. Il sindaco trentino dice: la città sta rinascendo. Tonino De Mano. Sguardi soddisfatti, quasi estasiati, occhi che brillano a testimonianza della bellezza che stanno osservando. Sono quelli del ministro alla protezione civile, all'epoca presidente della regione Nello Musumeci, che si è battuto per trasformare l'area dove sorgeva il vecchio plesso degli ospedali riuniti Santa Marta e Villahermosa nella piazza che vedete, con verde, arredo urbano e fontane che zampillano. È la prima opera di bonifica urbanistica, di riqualificazione urbanistica che viene compiuta a Catania, credo nell'ultimo mezzo secolo. Non posso che essere orgoglioso da uomo di governo e da catanese. La sua espressione guardando la piazza dice tutto. Sì, ma immaginate il primo giorno quando si è cominciato con l'escavatore a demolire l'edificio. Ma l'appetito viene mangiando? Non dimentichiamolo, siamo a 100 metri dall'istituendo Museo dell'Etna.
altra opera che ho voluto nel dismesso ospedale Vittorio Emanuele. Nonostante il caldo, il sindaco trentino non smette di passeggiare, ha quasi voglia di godersi la nuova piazza. È stato il primo di un cammino di rigenerazione urbana che ha consolidato il suo percorso con questa amministrazione, che stiamo portando avanti con tanta forza e che sta mostrando alla città il volto nuovo di una Catania che deve appassionare, perché se appassiona a quel punto siamo convinti che i cittadini saranno più spinti a fare la loro parte. Abbiamo visto un suo post, lo può sintetizzare? Assolutamente, ho ripreso una frase importante di Puccio Pagnano, il professore Pagnano, che diceva che Catania è una città senza pause, è un tessuto urbano compatto, ha bisogno di spazi, ha bisogno di creare degli spazi come questo per ridare quella qualità, quella socialità di cui la città ha un disperato bisogno e anche un'enorme energia. E speriamo che tutti i cittadini ne abbiano cura, perché restiamo a Catania, ecco il rovescio della medaglia. Pochi giorni fa era stata inaugurata ed è già stata subito vandalizzata l'isola ecologica intelligente di Piazza Viceré, nel quartiere di Barriera. Qualcuno, forse di notte, come vediamo in queste immagini, ha danneggiato uno dei contenitori utilizzati per conferire la plastica. L'assessore comunale all'ecologia pesce ha annunciato che sarà rafforzata la sorveglianza per evitare che simili atti si ripetano di nuovo. Colori, musica e diritti a Cammarate, a San Giovanni Gemini, per la seconda edizione della Paesello Pride, unica manifestazione in provincia di Agrigento che celebra orgoglio gay e rispetto di ogni orientamento sessuale. In piazza anche un appello per fermare la guerra in Palestina. Davide Sardo. Cammarate e San Giovanni Gemini nell'Agrigentino, unite dai colori dell'arcobaleno, seconda edizione del Paesello Pride, unica manifestazione in provincia di Agrigento per celebrare orgoglio e identità. In piazza attivisti e cittadini da tutta la Sicilia, diritti uguali per tutti, stop ai pregiudizi, cartelli, slogan, sorrisi e un appello: fermare la guerra in Palestina. La torre del castello di Cammarata illuminata con i colori arcobaleno, un simbolo di accoglienza e rispetto. Strade piene di musica e cori, balli e applausi lungo il percorso. Festa finale a San Giovanni Gemini, una piazza gremita fino a tarda sera. Un messaggio di pace e inclusione che ha attraversato i due paesi e che lascia un segno oltre i confini locali. A Marina di Modica invece l'energia della band I Colors. Sentiamo. I cori hanno riempito l'aria, le luci, colorato la notte. Un numerosissimo pubblico di tutte le età a Marina di Modica ha accolto l'energia incontenibile dei The Colors. Brano dopo brano, il trio guidato da Stash ha incendiato il palco con una performance travolgente, capace di unire precisione musicale, carisma scenico e un'energia contagiosa, tra sonorità internazionali e atmosfere pop. Mani su per una grande festa a cielo aperto. I The Colors hanno trasformato un concerto in un vero e proprio abbraccio collettivo, salutando il pubblico con la promessa di tornare presto. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, tante notizie, ma ce n'è una su tutte che riguarda anche la nostra TV Telecolor, soprattutto per quanto riguarda le partite del Catania. Restate con noi. Bentrovati al TG Sicilia, le dirette in chiaro della Catania ancora su Telecolor. La nostra emittente si è aggiudicata i diritti in esclusiva per trasmettere gratis e in chiaro sul territorio regionale 6 partite in trasferta, oltre che alle differite di tutte le gare dei rossazzurri. Sentiamo Marco Carli.
Un altro anno di emozioni a tinte rosso-azzurre su Telecolor, un legame fra il Catania e la nostra emittente che ha attraversato gli ultimi decenni e che puntualmente si rinnova. Per la seconda stagione consecutiva Telecolor si è aggiudicati i diritti esclusivi del pacchetto dirette e differite sintesi del Catania. Un grande investimento editoriale che si rinnova insieme all'impegno aziendale della redazione e del comparto tecnico. Saranno 6 le partite in trasferta dei rossazzurri che trasmetteremo in diretta esclusiva gratis e in chiaro sul territorio regionale. Sulla nostra rete anche la differita integrale di tutte le gare del campionato del Catania. Per noi l'orgoglio di essere la TV di riferimento per i tifosi e gli appassionati della squadra rossazzurra. È un'avventura da seguire con puntualità ed entusiasmo, accompagnata come sempre dalle trasmissioni sportive, dall'informazione dei TG di Telecolor e Antenna Sicilia e dal nostro sito siciliaweb.it. Si comincia il 24 agosto con diretta stadio, 3 ore live per raccontarvi l'esordio del Catania con i collegamenti dal Massimino, l'interazione con lo studio, i messaggi da casa e in anteprima le interviste ai protagonisti da quest'anno visibili online. Il lunedì triplo appuntamento su Telecolor, dopo il TG del pranzo, anteprima corner, in prima serata la storica trasmissione corner, a seguire la differita della partita del Catania. Il venerdì, sempre dopo il TG di ora di pranzo, preview e poi si ricomincia ogni settimana, sempre Telecolor, la TV dello sport con cui vivere e condividere ancora una volta le emozioni del cuore a tinte rosso-azzurre. Tanto per quanto riguarda il Catania, si è conclusa per 6-0 l'amichevole disputata ieri al Massimino contro i maltesi della Valletta. Nel corso della serata è stata presentata la squadra e l'ultimo acquisto Michele D'Ausilio. Sergio Colosi. Sarà un Catania vivace, brillante e imprevedibile. La sensazione del ritiro diventa quasi certezza dopo l'amichevole del Massimino contro i modesti maltesi del Valletta. Emanuele Cicerelli regala assist e gol, mentre il neorostazzurro Michele D'Ausilio, in attesa dell'esordio, porta in dote numeri da spettacolo e strappa applausi alla presentazione della squadra davanti a quasi 4.000 spettatori. 6 gol di un Catania equilibrato e divertente, dalla giocata mai scontata sulla tre quarti. Buone indicazioni per Toscano, che si è affidato al solito 3-4-2-1 con Dini in porta, Gherardi di Gennaro, autore del vantaggio al sesto su angolo di Cicerelli, e Celli in difesa, esterni di centrocampo Casasola e Donnarumma, interni Corbari e Guaini. Sulla tre quarti Gimenez e Cicerelli con Forte in attacco. Poco dopo la mezz'ora raddoppio di Guaini, favorito da una distrazione maltese. Nella ripresa al minuto 20 Donnarumma realizza il terzo centro. Il quarto al 27esimo porta la firma su punizione di un Cicerelli in forma campionato, motivato anche dal prolungamento contrattuale. Toscano opera alcuni cambi. Dalla panchina arrivano le risposte attese, da Andrea prima e Lunetta dopo per il 6-0 finale. Per quanto riguarda la partita sono contento dell'aspetto mentale, dell'approccio, dell'atteggiamento giusto. Poi è normale che nell'arco dei 90 minuti abbiamo avuto dei momenti dove devi allenare anche la resistenza mentale, dobbiamo alzare il livello. La settimana prossima c'è la partita con il Crotone, oggi abbiamo fatto delle buone cose, alcune cose le dobbiamo migliorare, le dobbiamo sistemare. È normale non essere perfetti in questo momento, però dobbiamo arrivare pronti alla Coppa Italia e al campionato dal punto di vista mentale soprattutto. La dirigenza sposta le attenzioni sul mercato, una prima punta forte e alcune cessioni nell'agenda di Pastore. In Serie B ancora problemi per Alfred Gomis, il portiere rosanero si è nuovamente infortunato, ha riportato una frattura del radio nel braccio destro, dovrà restare lontano dal campo per almeno 3 mesi e intanto valutare se avrà bisogno di un'operazione chirurgica. Gomis ha riportato l'infortunio al 75esimo dell'amichevole contro il Manchester City. E adesso il basket, gli Shark sono abusivi al Palazzetto dello Sport di Trapani a causa di una trasformazione societaria. Per questo il Comune ha intimato lo sfratto, l'ira del presidente Antonini. Laura Spanò.
Da quando da Palazzo D'Ali venne fuori che la convenzione per la gestione del Palailio, diventato poi Palascià, che era divenuta carta straccia, è esplosa la tempesta tra il patrono Valerio Antonini e il sindaco Giacomo Tranchida. Oggi la conclusione è meno piacevole. Gli sciacchi sono abusivi dentro il palazzetto e questo a pochi giorni dall'inizio della preparazione per il prossimo campionato. Tutto sarebbe legato agli articoli scritti nella convenzione. Scorrendola si scopre che questa è stata scritta per una SSD senza scopo di lucro e non per una SRL che è società a scopo di lucro. Alla fine della riunione il comune ha notificato così agli sciacchi il venir meno della convenzione. Restituiremo le chiavi del Palasciark e pretendiamo la restituzione immediata di tutti i soldi da me investiti, oltre chiaramente di quella che sarà una causa multimilionaria di risarcimento del danno, anche in considerazione del fatto che ci sono 3.500 persone che hanno sottoscritto un abbonamento. Parole senza senso e tensioni oltre ogni misura, risponde il sindaco Tranchida. Siamo pronti a percorrere l'unica via possibile, garantendo alla società degli sciacchi l'utilizzo dell'impianto. Nel 2023 il comune, con un bando, comunica l'intenzione di dare in gestione il palazzetto dello sport. Partecipa solo l'imprenditore Antonini, che aveva già acquistato il titolo del Trapani Calcio. A firmare la convenzione il comune di Trapani e gli sciacchi, che sono ancora una SSD. Nel giugno 2024 diventa una SRL. In mezzo a tanta gioia per i successi sportivi, però nessuno si accorge che, mutando l'assetto societario, decadono anche i riconoscimenti della convenzione proprio per una SSD, che è una no profit. Ancora una breve pausa, tra poco gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere, la sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deciso di aprire un contraddittorio con la Regione, alcuni enti e società sulla gestione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico e alla criticità delle infrastrutture in Sicilia. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.